Marco è uno studioso bassanese che dopo aver frequentato l'Università di Venezia ed essersi laureato in lettere, si è concentrato sulla letteratura spontanea legata alla grande emigrazione veneta di fine Ottocento. Ha vissuto all'estero per una decina d'anni, tra l'Australia, il Messico e il Brasile, e ha stretto contatto con le comunità venete, collaborando con università e centri di ricerca del Sud America. Da 20 anni si dedica alla produzione sperimentale di podcast e documentari sulla storia e sulla cultura dei veneti. Oltre a questo gestisce i siti e le pagine social di venetoeveneti.com, di ceavenetia.org e da qualche mese collabora con il magazine Occhi e tiene una rubrica mensile che si chiama appunto Veneto e Veneti. Ma soprattutto è l'autore della guida Veneto e Veneti, un agile libricino, un originale viaggio nel mondo veneto, pensato per chi ama il Veneto oppure vuole conoscere qualcosa in più, vuole avvicinarsi alla storia e alle tradizioni della nostra regione. Si tratta di una divertente raccolta di Forse non sapevi che, contenente oltre 100 pillole sul Veneto e i Veneti. Questa guida, Marco, è stata presentata lo scorso giugno al Consiglio regionale del Veneto, c'è stata quindi questa presentazione ufficiale e la prima domanda che vorrei farti è: da dove nascono la tua passione e il tuo interesse per il mondo veneto? Beh, fondamentalmente la mia passione nasce dal fatto che io amo la cultura dei miei vecchi e quindi mi interessa riscoprire quelle che erano cose importanti ai tempi dei miei genitori, dei miei nonni, dei miei bisnonni, e andando in giro nella storia dei Veneti fino a 3500 anni fa, perché purtroppo non si conosce quasi niente della storia veneta. Mi dico spesso che non si può battersi per qualcosa che non si ama, non si può amare qualcosa che non si conosce e non si può conoscere qualcosa che ti viene sconta. E la storia veneta, come anche la nostra lingua, a se sta sconta. Noi altri non sappiamo praticamente niente dai libri di scuola italiani e quindi mi ho deciso di scominciare, andare avanti con i miei studi, riscoprendo queste cose che si sta sconte. Ti definisci, un'espressione che mi piace molto, un simpatico cantastorie, uno di quelli che in passato giravano d'inverno per le stalle a far filò, con l'intento di far sorridere i veci e far sgranare gli occhi dei bocce. Sì. Cosa ci dici in più su questa tua passione, su questa... Beh, noi altri veneti diciamo che ne piace essere scelti, cioè contarsi le robe come che senza tante girare intorno. Non riesco e non mi piace neanche parlare in chiave accademica, mi piace parlare come parleria con te, con i tosi magari davanti a Spris e contare cose come che senza tante menate. E com'è nata l'idea di trattare un argomento serio in modo leggero e divertente? Perché ricordiamo che questa guida è scritta in forma leggera, può piacere a tutte le età, non serve avere un bagaglio culturale particolare per apprezzarla. Beh, in linea di massima mi rendo conto che la gente ha sempre manco tempo per leggere. La nostra vita è abbastanza piena di robe da fare, che non ti hai tempo per leggere, soprattutto quando si parla di storia veneta, per non parlare della lingua veneta, che siete qui tomi che veramente bisogna essere appassionati e studiosi del tema. Non mi rivolgo a loro, perché c'è già gente che scrive cose molto profonde e io invece mi voglio rivolgere a tutti i veneti, qui che voglio un po' di sapere robe. Mi scrivo su punti, scrivo robe sulla storia, scrivo robe sulla lingua, scrivo sugli usi, sui costumi, sui modi di dire, sulle curiosità, i personaggi famosi. Però in pillole, in modo che te lo leggi 2 o 3 e dopo basta, magari ti ciappi dopo un poco. Mi dico sempre che il mio libretto te lo devi avere in bagno, dove di solito va la settimana di mistica, solo il termosifone, non c'è, te leggi 2 robe, ti dici ma questo non sapevo. Così. E come mai scrivere oggi un libro sui Veneti? Perché? Perché quello che ti dicevo, ci sono tanti libri, ma è massa difficile da leggere, sono duri, sono pesanti.
e poi si basa tantissimo sulla storia di Venezia. Venezia è una roba e Venezia è un'altra. Cioè, noi altri non sappiamo per esempio che un sesto del patrimonio artistico mondiale è Veneto. Non sappiamo che prima di essere italiani saremmo veneti. Noi altri abbiamo deciso, a un certo punto si è deciso che non esiste più la nazionalità veneta, era solo quella italiana nel 1866. La nostra lingua sarà una lingua, poi che ho deciso di un giorno che sarà un dialetto. E ora vediamo di capirsi, perché appunto se non sappiamo la nostra storia, la nostra cultura, le nostre arti, come potremo dopo smettere di dire mi parlo in dialetto? Io non parlo in dialetto, mi parlo parlo in Veneto col dialetto di Bassano, o mettiamo con la parlata di Bassano. Magari l'altro parla in Veneto la parlata di Mestre o di Ciosa o Seto T di Verona, però la radice è la stessa, che è il Veneto. Venendo nello specifico alla tua guida, tra le pillole tratte dal libro ce ne sono alcune di particolarmente interessanti e colorite. E ti soffermi sulle caratteristiche che ci fanno conoscere in tutto il mondo. Ad esempio parli del nostro colorito linguaggio, delle nostre famose bestemmie venete e spieghi con simpatia il famoso epiteto mona. Cosa mi dice a riguardo? Cosa spieghi al nostro pubblico? Poi leggeranno nel libro, ma intanto cosa puoi anticipare loro? Per capire, per esempio, la parola mona, a questo punto basta ascoltare Radio Sboro che ha fatto una canzone che si chiama Mona. E là che tutti. Invece mi vorrei far capire che esiste una profonda differenza tra le sfumature del mona, perché per esempio che c'è il mona e che c'è anche il poro mona, che si può anche, che sia sottigliese, per esempio il poro mona è molto simile a bauco e insemenio, capito? Però sono sottigliese che solamente un veneto riesce a capire. E dai anche interessanti spiegazioni linguistiche ed etimologiche. Ad esempio, ti soffermi sulla parola veneti, che significa genti amichevoli. Sì, allora praticamente tutte le lingue d'Europa, e anche non d'Europa, anche asiatiche, provengono da un ceppo che si chiama indoeuropeo. Da questo ceppo dopo si forma lingue latine, e tra queste lingue latine tutte lingue latine, gas, suffissi, prefissi. Noi altri, simile parola veneti, è molto simile alla parola Venere. Venere è la dea dell'amore. E quel ven significa proprio amore. Il fatto di unirlo a veneti indicavano come popolo buono, amichevole. Quindi e così è nata la parola dei veneti praticamente, dopo che c'è anche del fatto che mitologicamente proveniamo dall'Asia, dall'odierna Turchia, dall'Anatolia, e là c'è una popolazione che si chiamava Enetoi. Qua invece esistevano dai tempi del tal bronzo i Veneti, quindi può essere stato che sia stato un incontro tra queste due popolazioni. Altra parola che mi ha incuriosito è la parola ciao, parola che usiamo abitualmente. Ciao è la parola più conosciuta al mondo veneta, che vuol dire sarebbe praticamente al tuo servizio, ai tuoi ordini, solo che al tempo si diceva schiavo tuo. Ora, che sarebbe in veneto sei schiavo. Lei se la vise con consonanti che va via subito, e ciao 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 ciao, e se partito ciao. È interessante vedere che per esempio in brasiliano io uso ciao, però se io lesessi come scrivono gli altri io chiamerei ciao, e ora se TCH-AU, e allora diventa ciao, però a provenienza se crea da Venezia. Che in francese dicono ciao. Sì. Curiosa anche l'origine, secondo me, dell'espressione ombra de vin. L'ombra de vin è legata al Paron. Il Paron è il campanile di Piazza San Marco. Praticamente i venditori di vin lui poteva vendere il vino sotto il sole e ora gli girava in base all'ombra del Paron, del campanile San Marco, e da là è nata ombra de vin.
Poi ti soffermi sulle caratteristiche chiave di noi veneti, ad esempio parli del famoso Micheasso. Sì, diciamo che a questo punto a Micheasso in Veneto è una figura mitologica, perché voglio vedere un Veneto che non fa caso, cioè che va a spasso, che sarebbe Micheasso, mangia, beve e va a spasso, che nella versione più originale sarebbe che non fa caso comunque. E così come Muso Duro e Baretta Fracà? Sì, il senso del lavoro nei Veneti è molto forte, è molto radicata e qua vorrei dire, ho scritto che la forma di razzismo che esiste in Veneto non è tanto per la diversità della popolazione, ma uno si è razzista quando se vedi uno non fa niente, in più magari si fa mantenere da Stato. E infatti un'altra cosa che distingue noi veneti, abbiamo parlato in modo scherzoso delle bestemmie, del nostro modo di lavorare, però nella tua guida raccogli anche delle notizie un po' più serie, insomma, un modo più serio di parlare di noi, e parli in particolar modo del volontariato, e mi ha colpito che scrivi che un veneto su 5 si dedica gratuitamente ad aiutare gli altri. Beh, a me devo dire che mi fa veramente arrabbiare il fatto che noi altri veneti siamo indicati veneti, intendiamo veneti tutti quelli dei tre Venezie, e per tre Venezie si intende anche i trentini e i giuliani e anche gli istriani sicuramente. Sì, che noi altri ne diciamo sempre per embriagoni, razzisti, staccanovisti. No, noi altri abbiamo tantissima cultura, abbiamo un sesto del patrimonio artistico mondiale, siamo delle scherzate. E siamo i primi in Italia per volontariato, per esempio. Quindi dovremmo tentare di avere un poco manco la percezione che noi altri siamo inferiori agli altri. Il fatto è che la televisione ha messo sempre come dei guaretti, e noi altri alla fine, dopo 30 anni, 40 anni che continuano a dirne che noi altri siamo razzisti, che noi altri siamo greci, che abbiamo creduto, capito? E invece no, non è così. E prima parlavi delle tre Venezie, allora veniamo un po' a fatti un po' più storici. E cosa vuol dire Triveneto, cosa vuol dire tre Venezie, perché si chiamano così e perché sono state divise? E ora premetto una roba, mi sono laureato in storia praticamente, so forse di storia, eppure mi sono arrivato a essere insegnante di storia senza sapere cosa voleva dire tre Venezie. Ora, dopo ho provato a domandare in giro cosa sei tre Venezie, nessuno mi sa rispondere. Ma magari uno mi dice, se Venezia, Mestre, Fuciciosa. No, le tre Venezie è la Venezia tridentina, cioè Trentino. Infatti a Trento si parla Veneto. A Trieste, che è la Venezia Giulia, tre Venezie, Venezia Giulia, Venezia tridentina, e qui a nostra è Veneto, che è la Venezia Euganea. Ma queste tre Venezie si erano unite una volta, ma no, 2000 anni fa, si erano unite fino al 1866, si erano unite, ma dal 7 d.C. si erano unite. Noi altri abbiamo una storia lunghissima, confronto all'Italia, la storia dei Veneti, facciamo conto che sia grande così, e la storia insieme all'Italia sia tanto così, con la Repubblica Italiana si ancora manco se ne dà. Noi altri siamo con la Repubblica Italiana da veramente pochissimo tempo. E quello che la gente non si fa fatica capirlo, perché è una storia sconta, continua a nascondere la nostra storia. Da quanto tempo la nostra lingua è diventata dialetto? Perché Marco mi corregge sempre quando dico, appunto, parlo dialetto. Ciao, facevo anche me prima. Quando mi ho cominciato a studiare la storia veneta, che ho fatto la tesi sulla nostra immigrazione in Brasile, mi sono reso conto, mi hanno detto, ma è possibile che noi altri abbiamo sempre parlato dialetto? Ma perché abbiamo sempre parlato dialetto? No, noi altri dobbiamo parlare una lingua, dobbiamo parlare in veneto. A un certo punto io ho deciso che la nostra lingua non era più una lingua, era un dialetto. È stata decisa da tavolino, e se fior dei libri che scritti in veneto, come se di astronomia, di chimica, di grammatica, come se lo stesso Dante su De Vulgari Eloquenza indica che era la lingua veneta, come se che si è passato dietro. In realtà io ho domandato a un linguista mi ha detto che la differenza tra lingua e dialetto è che la lingua ha un esercito, una marina e un'aviazione.
e fin qua potrei andare bene. Però ho scoperto una roba ancora molto più interessante, perché qualche volta mi dice: ma guarda che il Veneto non c'è una lingua. Allora gli dico questo in modo molto semplice: per la regione Veneto e per la regione Venezia Giulia il Veneto è lingua. Per l'UNESCO il Veneto è lingua, quindi per il mondo è lingua. L'Italia non lo riconosce come lingua e dice che è un dialetto. Se ne faranno una ragione loro, ce ne faremo anche noi, ma per il mondo il Veneto è lingua. Quindi vediamo di smettere di dire che parlo in dialetto. Dice, parlo in Veneto, qua ha parlato un dialetto di Massà o di Tede o di, che ne so, di Padova o di Verona, ma non è un dialetto il Veneto. E altra domanda che volevo farti: hai lavorato per vari anni fuori Italia e sei stato a contatto con le comunità venete dislocate nel mondo. Cosa ci racconti a questo riguardo? Beh, in Brasile, il sud del Brasile sono stato 8 anni, sono stato a Nova Bassano, Nuova Vicenza, Nuova Padova, Nuova Treviso, Nuova Venezia, Nuova Trento, Valsugana, cioè, e là il Veneto, che loro diciamo italiano, si può vedere su Wikipedia, senza iniziale e logo finale, italiano, se è il Veneto nostro, però poi dei nonni. Cioè loro noi dice ragnatei, dice scarpie, come si diceva una volta, come si dice in Veneto, noi altri che benetisiamo moltissime parole. Sì, punto. Come si possono coinvolgere secondo te i giovani in questo progetto? Come possiamo avvicinare i giovani alla nostra lingua, alla nostra cultura, alla nostra storia? Perché si stanno un po' perdendo le origini e anche l'amore per il nostro passato. Beh, il mezzo migliore che ho scoperto poco tempo fa e lo adoro. Noi altri abbiamo la musica moderna veneta. Al di là di quei che sono più famosi, tipo i Rumatera, e che ne so, come si chiama, Los Massadores, Erma Medrano, Pittura Fresca, che ne è un'infinità, cioè passiamo da uno spettro che va da il funky, il rap, lo ska, il reggae, il latino, il trap, che sei tutti i generi, il blues, che sei tutto in Veneto. Infatti che sei una playlist che sei qui ad Erma Medrano I Love Veneto, oppure che sei qui di un mio amico che sei Veneto 3 e che sei a classifica di Veneto 3. Basta andare su Spotify oppure andare su venetron3.com e che sei a lista di tutte le band venete. Questa cosa te la chiedo la prossima volta, allora. Lasciamo la curiosità al pubblico. Che piani hai per il futuro? Beh, mi piacerebbe fare una versione un po' più grande di Veneto e Veneti, per un altro formato, probabilmente andrà su Amazon. E poi vorrei fare un altro libretto solamente degli artisti veneti. Ora, io ho fatto è in internet. E ho dovuto fare in 2 puntate perché è enorme, solamente come stili tra architettonici e artistici ne abbiamo tipo una decina di artisti, ne abbiamo proprio centinaia e centinaia di artisti, tra cui i fondamentali logicamente sono Palladio, il Canova, Vivaldi e Tiziano, quindi questi qua sei in tutti i libri d'arte del mondo. Beh, possiamo far vedere la tua guida, che è in vendita tra l'altro nella bancarella qua vicino, oppure basta consultare il sito con l'aiuto di Latterie Vicentine, oppure basta visitare il tuo sito, il sito Veneto e Veneti, e si trovano un sacco di informazioni. Queste sono solo alcune. Ecco, su Veneto e Veneti è possibile vedere questo libretto in formato digitale, diciamo, e se in italiano, e se in inglese, in spagnolo e in portoghese. Ho fatto in 4 lingue, in modo che anche i nostri migranti, che io amo e che saluto, puoi leggerlo e capire da dove che viene. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda. I signori che sono venuti da lontano avevano detto adesso no. E allora ti ringrazio, Marco.
perché i veneti sono notoriamente timidi. Quando vogliono, giusto? Allora grazie Marco e auguri per i tuoi progetti e a presto. Grazie a te.